Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qui nel video post partita di Cagliari-Verona finita con il risultato di 1-1. Rosico, rosico, rosico abbastanza, mi dispiace. Abbiamo secondo me buttato due punti nel cesso, secondo me siamo stati noi a buttarli due punti nel cesso. Non si può andare avanti così, non si può, non si può. Partiamo piano piano, andiamo con ordine. Cagliari che nel primo tempo fa una partita normale, non fa male, ma nemmeno tutto sto granché. Partita tra l'altro secondo me forse pure un po' troppo spezzettata dall'arbitro, che ha dato alcuni falli che secondo me non c'erano. Comunque vabbè. E fatto sta che comunque troviamo il gol del vantaggio con una punizione di Castro su cui pare che si avventi João Pedro, ma tecnicamente a quanto pare non l'ha toccata, dato che la Lega dopo averlo dato a João Pedro l'ha dato a Castro, quindi per Castro secondo gol di fila. Purtroppo è meno fortunato del primo e il Cagliari va nello spogliatoio con il risultato di 1-0. Rientriamo e generalmente la partita segue lo stesso corso che ha avuto nel primo tempo, con la differenza che però il Verona si fa vedere di più. E poi arriva il gol del pareggio. Allora, io non me la sento di bestemmiare praticamente contro Pisacane, perché ci sta a sbagliare. Lì non è stata colpa di Pisacane, cioè è stata anche colpa ovviamente di Pisacane, che ha perso un pallone che non doveva perdere, cioè ha scivolato sul pallone e non doveva scivolare. Però capitano gli errori. Il vero errore è stato non fare un altro gol. Il vero errore è stato non chiudere la partita. Quello è stato il vero errore. Perché se avessimo chiuso la partita prima, se Pisacane avesse fatto quel gol, poi comunque ci saremmo ritrovati con un gol di scarto e ce la saremmo potuti giocare tranquillamente, senza per forza andarci a coprire. Poi io devo capire perché Cacciatore è stato tenuto in campo 90 minuti. Non ha fatto una cosa, una che sia una buona. Non ne ha fatta una. Per come la vedo io, questi sono 2 punti persi. 2 punti persi. Ma per una cazzata tua. Per una cazzata tua. Il Verona ci ha messo molte volte in difficoltà. E ci ha detto un culo abnorme anche stavolta. Perché molte volte è andata vicino a fare gol. Specialmente all'ultimo, quando ci sono stati tutta quella serie di rimpalli, cazzi e mazzi. Lì sono andati molto vicini a fare gol. E noi lì già dovevamo capire che, non mi ricordo, forse è stato dopo il gol del pareggio, lì dovevamo capire che non potevamo andare avanti così, non possiamo difenderci, è ritornato l'atteggiamento difensivista. Che coglioni! Ma puoi difenderti sull'1-1 in casa col Verona? Ma gioca, ma attacca! Senza nulla toglie al Verona, però è per rendere il concetto. Ma tu li vuoi i 3 punti? Li vuoi? Attacca! Attacca, attacca, attacca dal cazzo! Perché alla fine ti attacchi al cazzo! Rosico, rosico veramente da morì. Perché era una partita alla nostra portata. Potevamo vincerla. Potevamo vincerla. Simeone, che cazzo si è magnato Simeone? Cosa cazzo si è magnato Simeone? C'era più difficile sbagliarla che fa gol da lì. Non mi fa cambiare idea su Simeone questa cosa. Perché, ripeto, è stata una mezza giornata no, ok? Simeone già l'avevo visto nel primo tempo che non stava proprio al 100%, come già avevo visto nel primo tempo che Cacciatore stava facendo letteralmente cagare. Nandez purtroppo non può fare tutto lui. L'unico Cristiano che andava a pressare. L'unico. Ma no, che pressava decentemente, era l'unico. Veramente, so amareggiato perché non si può andare avanti così.
Cioè, se tu vinci a Napoli e me pareggi col Verona, io non è che mi accontento, cioè mi dico, però abbiamo vinto con Napoli. No, no, bisognava chiudere, bisognava chiudere. Tra l'altro strano, io non l'ho detto durante la live perché onde evitate Portazzella, però io pensavo che segnasse Stepinski, dato che segna sempre contro di noi, però ci ha pensato Faraoni. E che altro c'è da dire? Non c'è nient'altro da dire. Nainggolan, dopo il fatto che dopo il tiro che ha fatto e dopo che ha battuto la punizione, precisamente era in campo Nainggolan perché io non l'ho visto, cioè non l'ho proprio visto. E tra l'altro pure Rog, una grande tirata d'orecchie per quanto lo abbia imparato ad apprezzare perché è fortissimo e come se mette lui tra palla e giocatore pochi al mondo, pure lui si è magnato un gol. Quindi è una rosicata, è un po' una rosicata. Non abbiamo perso, è vero, però potevamo vincerla e non l'abbiamo vinta. Comunque ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video.